Sono Italo Fiorin, sono un professore dell'Università LUMSA di Roma e da anni mi dedico ad approfondire e a diffondere una proposta pedagogica che si chiama Service Learning. Il significato di questa proposta è molto semplice. L'idea del service è fare qualcosa per la comunità. L'idea del learning è quella dell'apprendere e dello sviluppare competenze. Se uno studente sviluppa competenze a scuola e mette queste competenze al servizio della comunità, ci sono due grandi vantaggi. Da un lato lo studente apprende meglio e apprende anche il significato dello studio, ma dall'altro restituisce alla comunità un valore e quindi c'è un beneficio anche per la comunità. Questa esperienza è stata sperimentata in molte realtà italiane. Tra queste l'Istituto Casagrande, il liceo pedagogico Casagrande, dove i ragazzi da anni si impegnano in attività di questo tipo. Ma quest'anno hanno realizzato un'esperienza particolare. Credo, nella mia conoscenza del service learning, un'esperienza unica, almeno in Italia. Loro stessi si sono fatti promotori del service learning e hanno deciso di prepararsi bene per raccontare di che cosa si tratta a professori, insegnanti, maestri di altre istituzioni scolastiche. In questo modo sono stati, per dire così, ambasciatori del service learning e sono andati in licei, in istituti tecnici, in istituti comprensivi e hanno presentato il service learning attraverso la loro riflessione e gli esempi che hanno portato. Oggi insieme stiamo tirando il bilancio di questa esperienza e ascoltando i ragazzi mi rendo sempre più conto che si tratta di un'esperienza trasformativa, un'esperienza che insegna ai ragazzi non solo ad apprendere meglio, ma a diventare cittadini responsabili e consapevoli. Il service learning aiuta a dare senso al proprio studio, al proprio apprendimento e aiuta i ragazzi a sentirsi impegnati non soltanto a sviluppare il loro profilo individuale, a perseguire, come è giusto che sia, la loro carriera, il loro progetto di vita, ma si sentono anche impegnati come cittadini a restituire qualcosa alla comunità, a contribuire al bene comune.